Siamo all'85esimo, amici bellini, almeno io. Per voi che state vedendo questo video, la partita è finita e finisce 0-3, ci sarà un altro gol, non lo sappiamo. Agli amici bellini, quelli della community, ciao, non volevo lasciarvi senza un video, avevo varie idee. Agli amici che magari sono capitati su questo video per caso, magari un tifoso del Bologna, magari dei tifosi del Milan o dei tifosi neutrali che sono attratti da questa discussione, no? I giochisti contro i risultatristi. È una provocazione. Tra l'altro risultatristi è un marchio registrato made by Fabio Versatile della nostra community e non vi permettete, sapete dove l'avete letto e basta, non voglio sapere niente, è sua. Quindi noi la utilizziamo. Perché risultatristi? Perché si fa sempre questa cosa dove si cerca la verità. Nel calcio la verità è difficile trovarla. Esistono grandissimi giochisti, se ne vogliamo parlare così, che poi sviluppando anche un bel gioco hanno vinto. Ci sono giochisti che invece non vincono, che non hanno vinto. Ci sono giochisti che hanno dovuto cambiare mano a mano il loro atteggiamento tattico per adattarsi al nuovo calcio. Ci sono risultatisti che perdono e che vincono. Quindi è una provocazione che fa parlare, insomma, noi sui social, che fa parlare i giornalisti. La realtà è il campo, perché il campo ci dice delle cose e secondo me Allegri fa finta di non saperle certe cose, vuole coltivare questo suo personaggio di quello che basta darla al giocatore con la stessa maglia, il giocatore più forte tira, eccetera, eccetera. Secondo me non è così semplice. Noi, tifosi del Napoli, secondo me continua ad aumentare il rammarico ogni volta che il Bologna perde una partita, perché noi contro di loro non siamo riusciti a tirare in porta. E sembra invece molto semplice tirare in porta al Bologna. Fulkrug, per esempio. C'è un'immagine che volevo segnare. Io mi sono segnato un po' di cose, perché nella mia idea di voler guardare anche le altre squadre e non parlare solo del Napoli, scrivetemi se siete, non quelli della community, scrive, se siete diversi e nuovi, fatemi sapere cosa ne pensate, perché ho voglia di farlo. Forse si farà su un altro canale a livello, ma sorprese, seguite. All'81esimo, se avete la possibilità di rivedervela, all'81esimo c'è Fulkrug che se ne va da solo. Secondo me fa un dribbling in più che se la porta avanti col tacco, avrebbe potuto tirare col destro tranquillamente, secondo me era botta sicura, però ha voluto fare un tiro in più. Ravaglia riesce in uscita a togliergli il pallone, lascia il pallone ai difensori e fa proprio così. Sconsolato perché non deve essere facile essere il portiere del Bologna, dove si lasciano praterie larghissime e lunghissime, che è perfetto per il Milan, perché il Milan decide di lasciarti il possesso palla, decide di lasciarti l'iniziativa senza nessun problema, non si unapologetically, non c'è un altro termine, non lo saprei. Oh loco, Ravaglia nato miracolo. Perché ne possono fare anche 4. Signori, il Milan doveva stare 0-3 già nel primo tempo, perché la realtà è anche questa. Tu te la puoi passare, te la passi, non te la passi, cerchi di creare delle trame. Però il Milan è andato senza punte, perché Nkunku non è una punta. Nkunku si abbassa per lanciare Loftus-Cheek in profondità. Tutti belli compatti, tutti dietro. E Loftus-Cheek non tira perché non ha quella freddezza di un attaccante. Già dovevano stare al 9° minuto, già dovevano stare in vantaggio. Dopodiché, spinta leggera, ma la so scritta, ma perché per un fatto mia, spinta leggera di Gabbia su Rowe, leggera, non c'è niente, però ti disinteressi del pallone, spingi, però è mestiere, si chiama mestiere. Fofana di testa fuori, cross di Atekame, cioè il Milan le aveva avute le occasioni prima di andare in vantaggio, con il gol di Loftus-Cheek dove scappa dietro Casale Nkunku e colpo di testa quasi a colpo sicuro. Ravaglia ci mette la prima pezza e dopo la seconda, perché quella su Loftus-Cheek comunque è un'uscita positiva sui piedi, gol sul rimpallo, non riescono a liberare. Rabiot per Loftus-Cheek a porta vuota e passa avanti. Poi c'è il rigore che spegne completamente qualsiasi ribalta possibile del Bologna. E in quel caso, secondo me, Ravaglia
forte dell'uscita che aveva fatto contro Loftus-Cheek. Nkunku è più attaccante e quindi se ti è il portiere in uscita lui sposta il pallone, si fa prendere sulle gambe, rigore netto, niente da dire, e lo stesso Nkunku lo segna. Poi noi ci piace parlare di calcio, ci piace parlare di tattiche, forse avrebbe potuto fare le indicazioni eccetera eccetera, ma quando Miranda hai un fallo laterale e fai il fallo come il passaggio orizzontale, il fallo laterale orizzontale bello a palombella direttamente per l'avversario, si può vedere in Serie A, gente che ha fatto anche l'Europa, non si può vedere, io sto continuando a vedere, ma non si può vedere una cosa del genere. E lì il Milan va a nozze, perché c'è anche questo, secondo me, come spunto. I giocatori del Milan, secondo me, sanno che non avranno tante occasioni, e quando le hanno, le attaccano cattive e lanciano anche molti uomini, perché poi dov'è che va in difficoltà il Bologna? Essendo loro, insomma, senza punte, gli inserimenti dei centrocampisti, una volta entra Rabiot, una volta entra Fofana, Modric tiene di più la regia, sta più lì al limite dell'area per un'eventuale respinta, e poi le fasce che spingono. Non è una scienza rocket science, cioè niente di fantasmagorico, però molto semplice se lo fai bene. Io per questo ero curioso proprio di vedere la sfida tra Italiano e Allegri, che rappresentano un pochino i due opposti, no? E io non esco convinto che si vince così, si vince non giocando, perché l'Inter gioca, l'Inter propone, all'Inter piace tenere la palla, creare molte azioni, e stanno là davanti. Il Milan segue l'Inter con il contrario, con il gioco al contrario, e comunque può essere efficace. Una parentesi che riguarda noi dei tifosi del Napoli, che con molta facilità, Conte out, si deve dimettere stasera, tutta una serie di cose che alcuni tifosi hanno detto, così chiamiamo Italiano gestisce meglio la rosa. Allora io non posso pretendere di sapere come sta il Bologna, così come so come sta il Napoli. Quando vedo, no, le probabili, no, gli esperti fantacalcistici o gli altri giornalisti che dicono le probabili, Anghissà è recuperato, e io so che Anghissà non è recuperato. Lukaku è in panchina, e io so che Lukaku non è pronto. Vorrei sapere, e non lo so, e lo chiedo ai tifosi del Bologna, come stanno i giocatori del Bologna, perché il fatto che Italiano faccia sempre questa rotazione scientifica un po' ossessiva, stanno male. Se stanno male quelli che stanno in panchina, non sono in grado di giocare, e allora devi accettare che è costretto a fare così. Ma se stanno bene, secondo me un po' di continuità, e questa è una frase che io riprendo da Sarri, un altro maestro che poi non mi è stato più simpatico, però Sarri diceva una cosa che secondo me è valida. Dice, quando io, sì, devo farli dei certi cambi, eccetera, eccetera, ma devo dare un'identità forte alla squadra. Se li cambio una continuazione, si gira e quello non è il suo compagno solito, e quell'altro gioca a piede invertito, il portiere fa così, il centrocampista fa colì, si crea un pochino di difficoltà, pensi forse troppo, e quello che può essere un grande gioco, quando è fatto in velocità e quando è fatto a 1000 all'ora, può diventare prevedibile, perché devi ragionare troppo. E se ti stanno lì ad aspettare, nemmeno uomo su uomo, con un blocco medio-basso, tranquilli. Io mi sono segnato che Fofana scivolava su Miranda, ma non c'è tutto questo lavoro dietro, che sicuramente c'è, nemmeno mi dà soddisfazione, perché quando vai 0-2 e poi 0-3, sì, il Bologna terrà la palla, tu aspetti, puoi fare i cambi. E bisogna dire che il Milan è in grande difficoltà anche loro a livello di infortuni, e stanno facendo di necessità virtù, perché Leao tiene i problemi suoi, pure lui di pubalgia, eccetera eccetera. Pulisic pure non ci sta, se la reinventano. Fulkrug sì, però non gioca, entra dopo, senza punte, non c'è problema. Saelemaekers pure l'anno stava a mezzo servizio, metto Tomori dopo, cioè a tutta fascia Tomori. Insomma è finita, ed è finita in maniera pesante per Italiano, e quindi quando io non mi piace Allegri, continuerà a non piacermi, e quando si parlava di Allegri al Napoli ero terrorizzato, ma ho un po' più paura di Italiano al Napoli. Da quando De Laurentiis gli ha fatto gli ulteriori complimenti non ne sta azzeccando una, è in completa confusione. Se
però vogliamo dire che è tutta colpa d'Italia, e se vogliamo ignorare degli errori individuali netti, che però non possono essere ignorati perché se Casale marcasse un poco meglio, se Miranda non facesse quella roba là, poi però si può andare nello specifico, Castro in quel modo lo valorizzi? Forse Castro io me lo immagino benissimo vicino a un'altra punta, il centrocampo forse Ferguson mi piace un po' più avanti, forse una serie di forse che se fossi un analista del Bologna potrei andare più nel profondo, ma non lo sono, e quindi vi lascio questa mia considerazione che è un po' superficiale, che è un po' da 4 e un soldo, dicevano quelli là, che però vale, perché chi è che mi sta chiamando? Oh, devo andare a lavorare da New York, Valerio Fluido e tutto. Giochisti risultatisti, hanno vinto i risultatisti. Come abbiamo fatto a non segnare un gol al Bologna?